Che bello è quando esco di casa per andare allo stadio a vedere l'Unione. Buonasera a tutti, terza puntata di Frecce in zona Cesarini, video podcast che va in onda sul canale YouTube e sui canali Spotify e altro di Frecce, gestito sempre da Sara Arco. Io sono sempre Luca e quindi eccoci pronti per la terza puntata, un po' in ritardo rispetto al solito, ma siamo qua. Terza puntata, primo derby giocato in casa quest'anno dall'Unione, giocato lunedì sera in uno dei due posticipi serali alle 6:30 al Penso, Venezia-Verona. Era un'altra partita importante per il Venezia che doveva vincere perché era l'ennesimo scontro in diretto con una squadra in lotta per la salvezza come noi, e tra le mura amiche, con lo stadio pieno e la curva sud in gran spolverlo come sempre quest'anno, quindi grande merito ai tifosi che non hanno mai fatto mancare il sostegno alla squadra. E partita che si è chiusa con l'ennesimo pareggio in casa 1-1, ennesima partita in cui riusciamo ad andare in vantaggio ed ennesima partita in cui ci facciamo recuperare nuovamente. Partita che a me ha ricordato molto per alcuni aspetti partite già viste come col Parma in casa e sempre in casa con l'Empoli. La prima partita l'avevamo anche persa con l'Empoli, l'avevamo pareggiata, però entrambe le partite come col Verona siamo andati in vantaggio, questa volta grazie al primo gol in Serie A e il primo gol anche in maglia arancio-nero-verde di Zerbin, neoacquisto che è partito titolare lunedì. E però alla fine dopo il gol, anche prima il Verona ha avuto qualche occasione, ma dopo il gol nostro, come già in altre occasioni, la squadra ha praticamente smesso di giocare, cioè non abbiamo provato a insistere una volta fatto gol per provare a chiudere la partita, a portarci sul 2-0 e mettere alle corde l'avversario e costringerlo magari a scoprirsi un po' di più per provare a colpirli in contropiede. Invece niente, come altre volte abbiamo fatto il gol e quasi la sensazione è come che si volesse giocare di rimessa o giocare per mantenere l'1-0, cosa che non difficile da fare, soprattutto non essendo dotati di una squadra fortissima come magari le prime in classifica della Serie A. E quindi secondo tempo in cui abbiamo sofferto veramente tanto, momenti in cui il Verona ha battuto una raffica quasi infinita di calci d'angolo sotto la Sud, e per arrivare poi al pareggio. Fa male dirlo perché era un derby molto sentito e come tutti i derby sarebbe stato da vincere, però alla fine i punti molto probabilmente il Verona non ha demeritato e anzi forse avrebbe anche meritato qualcosa di più. Fa male dirlo da tifoso dell'Unione, però la squadra veramente ha giocato male, anche pensando che nel secondo tempo il primo tiro in porta è stato fatto da Busio all'85esimo in una partita che avremmo dovuto tenere in mano, vincere per sperare di finalmente avere uno scontro diretto alla pari, considerando che all'andata il Verona ci aveva battuto, e invece niente, portiamo a casa un altro punticino. E come avevamo detto nella prima puntata di questa trasmissione di Frecce in zona Cesarini, queste tre partite che si concluderà, questo trittico di partite che si concluderà questo fine settimana a Udine, avremmo dovuto raccogliere 5/6 punti, finora ne abbiamo raccolti 2
e quindi a questo punto vincere a Udine diventa nuovamente fondamentale, l'ennesima partita che dobbiamo vincere quasi per forza prima di poi andare a incontrare la Roma in casa, partita che sarà molto difficile. Però sì, il gioco della squadra non latita e non c'è una svolta, non si vede. Adesso stanno arrivando giocatori nuovi. Zerbin lunedì ha giocato molto bene, secondo me il migliore in campo, e peggiore in campo non saprei, non c'è stato qualcuno che ha giocato veramente male. I giocatori del Venezia sono encomiabili, si impegnano sempre, hanno sempre dato tutto, quindi non gli si può rimproverare nulla, però la rosa è quella che è. Speriamo che i nuovi arrivi a centrocampo e in difesa aiutino. Condé, che ha giocato titolare lunedì, secondo me ha giocato bene, quindi speriamo. E venendo al mercato, per chiudere, io speravo di non doverne mai parlare, ma bisogna comunque dire qualcosa sulla situazione del nostro bomber capitano Poyampalo. E se fosse per me io lo terrei a prescindere dalla categoria, a prescindere da qualsiasi cosa, perché l'affetto o comunque l'idea di avere un giocatore bandiera nella nostra squadra, a prescindere dal suo rendimento quest'anno eccetera, ma quello che ha fatto da quando è venuto al Venezia e tutto il suo modo di vivere l'ambiente, di essere molto a contatto con noi tifosi, mi ha sempre affascinato e colpito parecchio. Sarebbe bello che magari la società dicesse qualcosa, perché non si sa niente se non quello che viene scritto sui giornali o su internet di quella che è la situazione societaria o di Poyampalo, cioè non si sa se è la società che ha messo lui alla porta o se è lui che è voluto andare via. Vedendo il suo saluto allo stadio, che è stato oggetto di attenta osservazione da parte mia e da parte di tanti altri tifosi come me in Curva Sud, la sensazione era quella di un giocatore ai saluti e molto dispiaciuto, quindi mi viene difficile pensare che lui vada via per questioni di soldi, come sembra da quello che viene detto, di quello che dovrebbe essere il contratto offertogli dal Palermo. Quindi però sono tutte illazioni, sono tutti pensieri, non si sa nulla. Lui non ha detto niente, lui è anche finlandese, quindi di poche parole ci può stare, però soprattutto il silenzio della società è alquanto strano, e sarebbe bello almeno sapere se sono loro che per ragioni economiche hanno bisogno di fare cassa, oppure se è stata una scelta del giocatore. Vedremo come si concluderà. Il mercato è ancora aperto e purtroppo chiuderà ancora tra, mi pare, il 3 febbraio, che è tra praticamente una settimana, quindi ancora ci sarà da soffrire altri giorni prima di sapere come si chiuderà questa faccenda, e nel frattempo c'è da giocare la partita a Udine, e sperando di vincere, magari anche come all'andata, una delle poche vittorie in casa, vittorie anche in rimonta, che era una partita iniziata malissimo poi chiusa sul 3-2 a nostro favore, e andrebbe bene anche vincere di autogol al 93esimo, ma basterebbe vincere per smuovere la classifica e cercare di avvicinarci in qualche modo a chi ci precede. E quindi questo è tutto, appuntamento a settimana prossima. Intanto io non riuscirò ad andare, ma chi può vada a Udine, e ho visto che già ci sono 600 tifosi arancio-nero-verdi che seguiranno la squadra, quindi molto bene, il sostegno ai nostri giocatori, ai nostri campioni non mancherà,
e speriamo bene. Noi ci riaggiorniamo settimana prossima e questo è tutto. Buona serata da Luca e a presto. Ciao a tutti.